È una giornata fondamentale per il nostro territorio. Oggi presentiamo la prima piattaforma regionale in Italia per progetti ESG. Venexus l'abbiamo chiamata così proprio per richiamare il collegamento del territorio veneto. Vogliamo far sì che i bisogni del territorio possano essere intercettati dalle esigenze di sostenibilità delle imprese. Progetti di carattere sanitario, sociale e ambientale per il territorio che saranno presi in carico da persone e società benefit. Questa è la rivoluzione che vuole lanciare il Veneto con la piattaforma digitale Venexus, che promuove progetti territoriali a beneficio comune per creare un circuito virtuoso tra pubblico e privato. Ci sono già 12 progetti individuati e finanziabili come Piccolo Principe, iniziativa padovana che nasce con l'obiettivo di rendere le città del Veneto sempre più cardioprotette attraverso la diffusione della cultura del primo soccorso e l'installazione di dispositivi salvavita, oppure Casa AIL Venezia per potenziare l'accoglienza per pazienti ematologici e caregiver che devono spostarsi dalla propria città per sottoporsi a cure specialistiche. Il futuro di Venexus potrebbe essere quello di creare anche una fiera dei progetti a beneficio comune, 2 giorni magari annuale in cui società benefit, enti del terzo settore, enti locali possono incontrarsi per condividere strategie di valorizzazione e di sviluppo del nostro territorio. Lo potranno fare su progetti ambientali, su progetti sociali, su progetti sanitari, su progetti culturali, su progetti sportivi. È la giornata del Veneto che fa il Veneto. Venexus permetterà ai territori di esprimere bisogni e alle imprese di soddisfarli con la garanzia della Regione. Oggi tutti hanno l'ambizione di lasciare un pianeta migliore per i nostri figli e la ricerca appunto di opportunità di investimento che ci possano far andare in questa direzione e magari anche tutti quanti coordinati rende assolutamente degno anche un progetto che poi possa essere messo a comune anche con altre imprese. Sburocratizzare, semplificare e avvicinare attraverso il dialogo gli imprenditori e gli enti locali che possono mettere in sinergia soprattutto quelli che sono i bisogni di un territorio sia fondamentale. Quindi un bel modello che identifica tra l'altro la virtuosità del Veneto. Imprese e comuni giocano un ruolo dunque essenziale in questo modello, con un impatto economico importante anche superiore ai 100 milioni l'anno. Obiettivo è quello di rovesciare la prospettiva. Invece di aumentare il prelievo fiscale per finanziare i servizi, la Regione indica al privato attraverso la piattaforma ambiti in cui intervenire liberamente con la massima trasparenza ed efficacia. Chi aderisce non lo fa dunque per obbligo, ma perché conviene. Questa terra è fatta da imprese che hanno un forte legame, hanno radici profonde nel territorio e da sempre hanno sostenuto progetti in campo sociale, in campo culturale, in campo sportivo. Ecco, questo è una modalità in cui fa uscire la voce, è importante sottolineare e comunicare ciò che le imprese fanno per essere d'esempio anche per altre.